start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now. È mezzogiorno e si muore dall'umido. Non so se si vede il mio grado di immersione nell'oceano Veneto dell'umidità. C'è tipo il Mar Morto, no? Il Veneto. Il Mar Morto, vabbè, è un mare che, essendo esageratamente carico di sale, non consente la vita agli esseri viventi. Il Veneto è il Mar Omado, che sarebbe umido, ok? Ossia il bar che non consente di respirare ai veneti. No, il bar. Perché dico sempre bar? Perché il mio cervello dice sempre bar e non dice mar bar, ok. Ciao ok ragazzi, ringraziamo Ulfo, link in descrizione, questo è veramente fantastico, questo l'ho comprato io, non me l'ha mandato nessuno, ringraziamo Ulfo perché lui che ce l'ha consigliato, è veramente fantastico, l'app di questo strafante qui è fantastica, in più se per caso tu dici non dovessi essere preciso, si può tarare dal telefonino. Ok, adesso ho tarato l'umidità, adesso è corretta, strano, avrei detto 98%, però il meteo dice che siamo così. Volevo poi cogliere l'occasione per recensire la mia tazza scozzese, ok, la quale è pesante, ok, è relativamente ingombrante perché ha il manico, diciamo come puoi vedere non è indistruttibile, si può scheggiare eccetera, però ogni volta che io la tocco e la guardo mi rievoca un sacco di ricordi. Quando io ero giovane e lì veramente avevo mollato tutto. Ero andato a vivere in Scozia. Mollare tutto cosa significa? Via il lavoro, via gli amici, via la famiglia, via la casa, via la macchina, via tutto. L'unica cosa che non avevo mollato erano i vestiti. Punto. Quello è il mollo tutto. Oh. Ciao Bescia! Quanto tempo! Grazie al caldo, devo pagare cose del meteo. Ah sì, una proposta per la Coldiretti o gli agricoltori comunque qui della zona di Brugine e Padova. Ricordo che ogni volta che vengo io arriva tempeste, ok, e piove a nastro, quindi se serve ci mettiamo d'accordo per il prezzo, vengo a trovarvi e di conseguenza mi porto sempre di il nero. Dove tendine nuove? Tende figa? Cazzo, non si scherza adesso. Se c'è ste qua Mirko, se c'è tendine da pincio, capito? Perché le che il vedo e che non vedo, che il tra che ha spinta in più. Furbetto Mirko, bello, questi è bello. Questi è proprio da casa, te attacca il portacoso da casa. Sì. Belle queste, belle, e anche comunque in pandana. Perché giustamente il camper adesso quando grigio, noi quel che resterà di questo, perché questa va a scurtare. Va a scurtare. E ora il fermo qui grigia, va a accorciare il tutto. TV nuovo? Dai. Sì, è morta l'altra. Morta perché... Contento anche, è morta anche l'altra. Morta perché digitale adesso funzionava più. Lui è contento perché così il diesel cambia. Cioè sì, infatti 24 pollici. Buono Dio caro. Che 24 pollici, a parte che gli è tantissimi, ma è riferito a chi non ha i camper. Se sei in uno spazio ristretto, 24 pollici le come sono 50-60 pollici. Cioè, perché a distanza da schermo è minore, no? Esatto, quindi sì, ripeto, lo dico per i non camperisti. Dopo che altri dicono, grazie al caso sappiamo tutto. Però da fuori, questo è del bello che fuori, vedo. È vero, ti puoi guardare anche da fuori? Sì, infatti questa... È vero, che figata, perché questo è il culo del camper, gentile pubblico. Infatti, quest'estate che c'era la finale Italia, cos'era? Non so. Ma di calcio non me ne intendo, vero? Madagascar. Nessuno che riusciva a... Non so perché dove ero io, ero a Levico, non si prendeva segnale digitale terrestre. Vabbè, qua parabola sono riuscito a tirare giù e TV, sedia e dietro non so quanta gente che guardava la partita. Che bello, puoi avere anche un bar, ti fai sull'attività. Sembrava un po' mancava poco. Sì, no, è staffa qui contro coglioni, ma questa è una staffa da casa, no? Sì, esatto. Non sei roba da camper. Ma infatti adesso vado a finire di sistemare qua i cavi questo è il cavo del satellite. Sì, perché questo è il decoder incorporato. Gentile pubblico, purtroppo stavolta, ripeto, gli amici, perché giustamente mi sta facendo un piacere per risolvere un problema, ma non faremo una cosa divertente né tantomeno una cosa utile, perché insomma il water fatto come ce l'ho io non lo
cioè un water in ceramica in tal camper non lo ha nessuno, quindi non è che noi spieghiamo come si fa una cosa e è utile a qualcuno, quindi semplicemente mi sta facendo un piacere a me, però non è una cosa che neanche forse vi facciamo vedere tecnicamente, perché non ha senso, insomma, ecco. Del ceramica, il macellatore del plastica, quello è. Ecco, non cambia. E ora che fai vedere in stesso. Ecco. Sì, ormai sì, facciamo vedere tutto. Aspetta un attimo, si muore dal caldo. Tra parentesi, mi stava morendo lo Scindapsus, era giallo completo, sono andato in montagna, adesso ha recuperato un po'. Quello è difficile, molto difficile. E cosa ero da dire? Ah sì, allora, intanto, perché giustamente, so che tanti, giustamente, sentendo parlare dei camper, gli è curiosi, vedi quella cosa là? Non è pipì, è acqua pulita. Cosa succede? Sotto qui, sotto il water qui, ci sono tipo dei buchetti che fanno uscire l'acqua pulita. Cosa succede? Guarda, schiaccio questo bottone qua, è il preuso, e vedi che viene giù l'acqua, ok? Quindi a comando. Ok, adesso l'ho messo al minimo, posso regolare quanto, comunque non vuol dire niente. E cosa succede? Anche da spento perde una gocciolina ogni tanto. Ora di fine giornata si riempiono 10 litri di roba, quindi 10 litri al giorno puoi immaginare che sono veramente cacchi. Dobbiamo capire adesso come cacchio fare. Vedi, gentile pubblico, quella si chiama sonda, ma non le sonde anali che sei abituato tu, quelle cose là, no, questa è proprio una sonda, esatto, vedi? Più o meno anali. Che serve per guardare all'interno delle canaline o comunque all'interno dei punti dove tu non hai angolazione per andare a controllare. Tipo noi adesso abbiamo una botolina lì sulla destra, non riusciamo ad andarci, quindi Mirko con sta sonda, che è sta telecamerina collegata tramite sto tubo lungo a sto monitor e sta lucetta che illumina, vede tutto quello che c'è dentro. Quello che ti vedi illuminare dal spinotto famoso Sì. che fanno l'accesso. Che volta si smonta tutto inizia a bastire. Esatto. No, è che purtroppo Pullmin, camper fantastico, tutto quello che volete, però siccome è stato o uno dei primi o il primo, non hai progetti. Il primo? Il secondo. Ah, il secondo? Ok, non hai progetti. E quindi proprio, sì, lo stiamo scoprendo io e Mirko, perché no, Mirko più che altro, perché non sono mai esistiti i progetti, ecco. Ok, nel caso in cui il pezzo, diciamo, difettoso non fosse raggiungibile per X motivi, dobbiamo ancora aprire, il water resterà così com'è, nel senso che gli chiudiamo l'acqua e usiamo il bidet per fare l'acqua. Questo perché ha un limite alternativo? Sull'internet questo water è in offerta a 1175 euro, quindi ho detto no, che monte quel di casa, Dio caro, che vai a ciavare in un bar da qualche parte. Ma vabbè, amati, ma che cazzo è 1175 euro un water? Sì. Ok, fatto. Questa era la protezione che aveva fatto Mirko per l'acqua la volta scorsa. Sì, come abbiamo già detto nel vecchio video del water, in teoria smontare un water è una cazzata unica, però in un camper, siccome gli spazi sono estremamente ridotti e devi assumere posizioni stranissime per andare, cioè non hai forza per fare le leve eccetera, cioè è da diventare scemi a staccare e attaccare tubi e cose, quindi è veramente una cosa epica, veramente anche in due persone, proprio per il discorso degli spazi. Vedi, delle cose, sono sempre cazzi nelle cose dei camper, perché quando le costruiscono microscopiche, a incastro, con colle, siliconi, eccetera, eccetera, perché dicono tanto qui non si deve mai mettere le mani nessuno. Poi se si spacca un pezzettino, tra virgolette, insomma, ti tocca buttare via tutto. Comunque noi, guarda, già anticipo, spoiler, se ci dovesse essere qualsiasi problema, gli chiudo l'acqua allo scarico del water e si usa l'acqua del bidet, che è la stessa cosa, perché tanto l'acqua del bidet va dentro il water, quindi alla peggio che vada facciamo così. La fortuna è che, sì, come dice Mirko, questo è un rubinetto da casa e non da camper, e questo è il bidet di Pullmin che iniziava a spandere, e quindi basta cambiare un attimo giusto la guarnizione e si è a posto. Sì, allora un po' alla volta Pullmin lo stiamo facendo nuovo. Cosa succede? Vabbè, non si trova quella cartuccia là, una roba proprio assurda. Niente, abbiamo trovato il rubinetto nuovo direttamente, questo è un pezzo di plastica, non sta a preoccuparti, sembra anche molto bello, le misure sembrano quelle, speriamo bene, e in alluminio qua satinato, guarda che bello, no, sembra lucido, no è lucido, perché mi l'ho visto satinato? Sì che non mi droghe, vabbè. No, è la copertura dei nylon. Ma qual è il pro, dicevo a Mirko? Sì, ti volano via 60 euro invece di 14 la cartuccia, però avendo una cosa più nuova, standard, universale, se in futuro
dovesse ripartire la cartuccia per X motivi, almeno questo qui supporta le cartucce che trovi un po' dappertutto, insomma quei standard. E poi insomma adesso mi faccio anche fotografie della marca e del modello. Che tanto, no, questi mi serve sani. Bene, ci passa, adesso ricicliamo l'attacco e via. Vabbè. E tu, gentile pubblico, un tocco a volta, poi il 1009, per fine attacchi, tutto sa cambiare, tutto nuovo. Tutto nuovo. Nel frattempo in casa Singano, ah sì, stato dei lavori e praticamente ok, il rubinetto del bidello abbiamo cambiato, tutto nuovo, tutto a posto. E sì, devo chiudere sta finestra, se no è inutile che accendiamo il dehumidificatore. Però non sappiamo se riusciamo a trovare l'elettrovalvola che apre e chiude col pannellino elettronico quel cazzo di scarico del water, ossia quello che ti butta l'acqua nel water, che sciacqua il water, ok? È quello che perde. Un'altra cosa volevo aggiungere, perché da anni che ho sto climatizzatore di merda della Dometic e non ne parlo mai. Allora sì, per carità, ovviamente non vale i soldi che costa, cioè lui costa, così ho dato 1.300 in offerta, una roba del genere, vale 300 euro neanche, ok? Neanche. Però vabbè, insomma, sei comunque in un ambiente molto molto piccolo e ti dirò che c'era come si può dire, una situazione abbastanza pesante prima di umidità, cappa di caldo, perché insomma siamo comunque nella zona veneta, soprattutto anche se le parti di Padova, così in mezzo alla campagna, è molto tosta. Idem anche Eraclea, dove stavo io, non è che sia più o meno, siamo lì. E ti dirò che mettendo questo giocattolino qua in modalità dehumidificatore in 12 minuti rende già l'ambiente molto piacevole. Poi anch'io l'altra sera l'avevo attaccato, siamo in 3/4 d'ora, hai la perfezione, ok? Però già per viverci tranquillo 11 minuti, 12. E se dopo il gentile pubblico mi dice: Singano, ma senza water dove vai a pisciare? In del campo, come una volta. Giusto? Buongiorno. Prima mattina. Buongiorno. Qua. Nel frattempo un tavano da chilo impediva ai nostri eroi di proseguire. Un gentile pubblico da appassionato, ragazzi, sberghe de aio che la Mirko guarda la mia mano e ho le mani grandi. Al discorso che ti sa proporzione mani grandi, no? E devo dire, guarda che roba, non mi rispondo così grande, guarda che misteri. Poi rivecci. Allora, si porta pazienza, questo era lo stipetto dell'aspirapolvere, quindi se il polvere è sporco è anche giusto. Ho trovato l'elettrovalvola, eccola lì, quella scatoletta viola, la vedi? Eccola là, quella lì. Quindi devo smontare, guarda, tac, metà mobile per andare dietro, vabbè. Eccola qua, gentile pubblico, il strafante viola. In più c'ho questa specie di tubo verde interrotto, non so cos'è. L'estate in Veneto. L'oggetto incriminato. E ora, a faccia di qui che ti risponde male al telefono e a faccia di qui che non ti risponde al telefono, abbiamo risparmiato 100 euro e era sul sporchis. Ecco. Comunque, adesso va ben Mirko le oberà del lavoro, che siamo a giugno 2022, ma fatti fare un lavoro del genere, cioè te cava, non so, 600 euro in manodopera, cioè, due giornate di lavoro, intiere. Pensa, mi ricorderò sempre a Jesolo, sostituire un frigo, quindi non c'è nulla da predisporre, è già tutto predisposto. Dopo no, perché le mie amiche, però vedi che uno le fissa col suo lavoro, un po' come me con quelle grafiche in Messiti, vedi, tende sempre a strafare. Sto qua andiamo benissimo, ok? Non è rotto né niente. E Mirko però dice: no, voglio metterne uno in ottone, una roba seria, vedi tu? Ma tu capisci, ora zappa la macchina, va in bottega, cioè capisci? La passione delle cose. Scusa, a sto punto abbiamo fatto nuovo, facciamo tutto nuovo? Sì, ho capito, ma gli altri zappa così, buona idea, no? No, Dio buono. Scusami, il catalogo di plastica ha 20 anni, giusto? Sì. Non abbiamo mai sta? Sì. 99,9% delle volte può anche andare, però che sai che l'1% delle volte che devono magari un tipo struccare, ma si deve fare crack. E ora è, com'è che la Teflon, ma te bestemmia?
Oh, aspetta, ovviamente non faccio nomi, ovviamente non farò nomi, però abbiamo chiesto se era disponibile un pezzo in un centro di camper, non diciamo dove, non diciamo chi, e a parte che hanno risposto molto sgarbatamente, che ha risposto al telefono, che già mi è venuto sul veleno nel sangue, ma a parte quello, si è fatta tempo smontare il TOC, nettarlo, sistemarlo e andare anche a comprare tutti gli adattatori, eccetera eccetera, e anche a rimontarlo, e non abbiamo ancora ricevuto risposta, che aspettavamo una telefonata se c'era o non c'era sto pezzo. Questo per dire, avevo già fatto un video dedicato a parte che si chiamava La moda di non rispondere alle email, che avete poco da lamentarvi della crisi se non volete lavorare. Allora, si accettano scommesse. Ero 49, io direi 75. 3, 2, 1. 73. E ciò? Sono dimagrio, ma sarò come 71 ieri, 70 dopo sono venuto qua. Ufficiale a birra fa dimagrire, perché da quando sono venuto qua attaccato beve birra come un insemenio e ho perso chi? Sei giusta. Riprovo questa qua. Ok, 3, 2, 1. 69. No. Questa che ho regalo di un chilo, 70 sì, 70 kg. Sono dimagrio? Beva birra. No, è che so. Evito di fare il video di quello che stiamo mangiando, perché sennò, come una volta non ricordava il buon Tiziano Terzani, che era andato in un paese asiatico, no, di contadini che non avevano la televisione eccetera, e erano tutti felici, tutti contenti. È arrivata la televisione americana, no, che aveva tutte queste modelle, Baywatch, sai, ti ricordi la cosa, cos'è, Pamela Anderson eccetera. E allora ha visto, Tiziano Terzani notava che sto contadino che era a fianco a lui si è incazzato con la moglie e gli ha detto: ecco, vedi, non te sì come Pamela Anderson, quindi se tu vedi i piatti che ne ha fatta Maria, dopo ti incazzi e te che dici a tua moglie: ecco, guarda Maria cos'è che fai, ti che te me fai solite robe, quindi per rispetto tuo e del tuo matrimonio, della tua famiglia eccetera, non ti facciamo vedere cosa ho mangiato io oggi. Starda. Una delle cose peggiori che puoi fare è attaccare e staccare i tubi a giugno, quasi luglio. Ci stiamo dando i turni a provare e riprovare, perché giustamente quando poi insisti col caldo, l'umidità eccetera, a un certo punto collassi, cioè il corpo proprio non vi fa più. Eccellente, grande Mirko e grande Singano, perché ha della manga lui, grandi tutti e due stavolta, porca troia. Comunque, tutto nuovo, basta però, Dio caro, quante cazzo volte aver smontato sto water in tutta la storia? Ti e Michele e Mila aspetta, contando Michele. Basta, Dio caro. No, a parte che magari uno può dire schifo, ormai l'abbiamo smontato, sapeva da profumo, perché ormai con tutte le candeggine, con tutte le robe, sapeva da profumo, non sapeva da caca e da pipì. Però comunque smontarlo vi garantisco che è una tortura, lo puoi fare solo se lo fai con un amico, perché è veramente una cazzo di tortura smontare e rimontare sto water. È roba da cinesi, Dio caro, cioè che vuoi proprio manine microscopiche, va là. A starsera qua, fidate del Singano e del Mirko, se si rompe un water del genere, spari dentro i coglioni e te fa prima. Caro diario, Dio povero che caldo, madonna non t'hai idea diario, o pubblico, perché a volte parli col me caro diario e a volte parli col pubblico, no? Che seria il pubblico italiano ma anche internazionale, perché tanti ne segue dall'America, dall'Australia, dalla Germania eccetera eccetera, no? E cosa succede? Che il giorno che vede Mirko a piscina, però te vede, non è tanta una roba amica, perché è una rottura di coglioni montarla, cioè vuoi dirle un dispetto? Dai, c'è di qui. Io cazzai, ma è anche soddisfazione, porca puttana. E l'ultimo step di oggi, ultimo upgrade del pulmino, queste bellissime lucette, ora tac, a caldo, bellissima, e tac, blu, tanto figa queste. Cazzo figata, allora guarda qua dove sconta, vabbè ancora finire adesivo, non stava da sta roba, guarda, tac, wow, bellissima, tanta luce, per no? Cioè speravo meno, no va bene così, va benissimo, bellissima, una qua e una là, guarda, tanta roba, Dio caro, tanta roba, belle cazzo per la lettura, luce calda e perfetta, scelta apposta. E sai e che le crisi, guarda, che le ziobba di sera. Sì. Siamo da Gimo, che non è Gino, è Gimo. Senza spinaci. Questa è pizzeria senza spinaci, storica, e ha 60 anni. Questa è qua, adesso una margherita a 5 euro. Pensa che era 4 euro fin poco fa. Ah, vabbè, ammatti. Ah, dai che è venerdì, ma è venerdì sul serio stavolta. Ok, boh, credo che chiudo così la puntata. Sì, più o meno, dai, ok. Oggi si lavora.
eccetera eccetera, ciao arrivederci. Anche perché scusa, per fare robe della van life, no? Che fare robe della van life comprende anche aggiustare, sistemare il strumento della van life, no? Io sono stato fortunato che con Mirko ho speso, ovviamente è un amico, quindi non ho speso la manodopera, ma sento qualcosa euro del materiale. E quindi sì, insomma, pensa se non ero amico del Mirko, voglio dire, quanto che costa van life, cancara moana. Quindi con gli americani te fa in tenda, mollo tutto e ciapo il furgoncino o quel che leva a fare il giro del mondo. Per carità, licitissimo, bellissimo, bravissimi, mone se non io fa, voglio dire. Però cosa significa? Smetto un attimo di lavorare, di fare la vita che fa tutti quelli che mi guarda, ok? Per farmi una vacanza, una bella vacanza grande. Come finisca, torno a fare la vita di prima. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that